Giampaolo Murru, commentiamo una vittoria incredibile nei minuti finali, per certi versi disperata anche se tutti stavano credendo. Ilario guadagna un rigore, lo segna Bringas, però si è visto dopo il rigore, prendete palla, la mettete di corsa al centro perché volevate vincerla e poi è arrivato il gol vittoria 3-2 di Ilario, un bel sinistro di incontro all'incrocio e un'esultanza di Mister Murru quasi fosse uno degli 11 in campo. Come se avessi segnato io. No, no, hai detto bene, è bello perché il calcio lo amiamo soprattutto perché esistono anche queste partite, a volte ti dà delle gioie, a volte ti dà dei dolori. Appena settimana scorsa. Settimana scorsa purtroppo siamo passati dalla gioia al dolore, quindi oggi invece è successo il contrario, perdevamo anche se l'arbitro ha dato due rigori che non le vedi tutti i giorni queste cose qua, ha dato due rigori abbastanza anche, a parte il primo che sicuramente si può, non so se era dentro o fuori, è difficile comunque, due rigori li ha dati, perdevamo 2-1, ci hanno rimontato, chiaramente il due pari, il rigore ci ha dato quella voglia, soprattutto anche la mentalità che abbiamo di provare comunque sempre, anche a volte anche troppo, di andare in avanti e provarci sempre. Oggi ci ha premiato, domenica scorsa invece ci ha bastonato, arrivando anche se poi abbiamo portato a casa anche un punto, però vincevamo sino a 5 minuti dalla prima. Giampaolo, nello step che tu chiedi alla squadra ce n'era uno, quello del carattere. Se vogliamo nel finale di gara hai visto quel carattere che stai chiedendo ai tuoi? Non è una questione di carattere, che i ragazzi, al di là degli allenamenti, di quello che facciamo, quello stiamo crescendo, però per vincere ci vuole sia la mentalità ma ci vuole molta testa, soprattutto nei minuti finali. Noi questo purtroppo è evidente che l'abbiamo pagato a caro prezzo, perché non è successo una volta né due, ma è successo 4 volte che ci hanno recuperato i tempi di recupero. E questo non è facile allenarlo, però bisogna migliorarlo e passiamo molto tempo anche qualche volta anche a parlare, perché molte volte credo che sia un bene anche parlare con i giocatori facendogli capire dove magari sbagliamo. Tra l'altro quando hai giocatori intelligenti e bravi ragazzi, allora a quel punto lì viene ancora meglio spiegargli dove comunque si portano a casa i risultati. Questa è una squadra giovane, quindi sul piano del gioco abbiamo migliorato, a volte facciamo bene, a volte facciamo non benissimo, però abbiamo migliorato tanto. Però per portare a casa i risultati ci vuole furbizia, il calcio, sono tante componenti che ti portano a casa dei risultati, piccoli dettagli che però servono, e noi ogni tanto, anzi più spesso, abbiamo purtroppo buttato all'aria dei punti che oggi non ce li abbiamo. State guardando sempre alla salvezza e se vogliamo oggi, battendo il Bosa, vi portate a 12 punti dai planargesi e sono quarto ultimi. Il regolamento dice che con 7 punti si annullano i play-out, quindi questo è già un bel traguardo che state raggiungendo. Poi di fatto, scappando dietro, vi state avvicinando a quelli di su. Siete settimi. Ieri hanno fatto punti chi era dietro e chi è davanti, quindi E se vogliamo già ha vinto il Villa Simius, ha vinto lo Sese, ha vinto il Ghilarza, Esatto. questo dobbiamo guardare davanti. Se guardiamo dietro hanno vinto abbastanza le squadre che comunque non hanno fatto punti. I punti, come abbiamo sempre detto, un campionato duro, equilibrato, si possono fare punti dappertutto come si possono perdere. Oggi rischiavamo di perdere, oggi abbiamo vinto. Però continuo a dirti che prima dobbiamo raggiungere una quota salvezza che ci possa permettere poi di dire vediamo dove arriviamo. Capiamo benissimo giustamente quanto tu tenga sulla corda ai tuoi, poi di fatto il calendario vi mette una trasferta col Ghilarza che è quinto, a meno 4 da voi, quindi noi insistiamo, il quinto posto è lì a meno 4, quindi... Domenica andiamo a giocare contro il Ghilarza in casa loro e quindi cercheremo di, come sempre, di portare a casa il massimo, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Per ora da 11 gare vi sta riuscendo, quindi di portare qualcosa a casa. Quindi ci proviamo anche domenica e vediamo dove arriviamo, ecco, tutto qua comunque. Grazie Giampaolo, complimenti, in bocca al lupo. Grazie a voi.